Veneto colpito dal maltempo, si è consumato tutto in un paio d'ore, la pioggia torrenziale, la grandine, ma soprattutto il vento a forti raffiche che ha causato i danni maggiori con decine di alberi caduti, soprattutto in città e nell'Alta Padovana. In zona industriale si segnalano alberi a terra in via Lisbona, mentre Coldiretti avverte che ci sono stati danni alle colture di mais, anche se i chicchi di grandine non sono stati particolarmente grandi, a Piazzola sul Brenta, Gran Torto e San Pietro in Gu, ma anche la zona del polo scolastico di Campo San Piero. Grandine piuttosto grande a Saonara, Legnaro e Piove di Sacco, colpite anche Casal Serugo e Polverara, quindi a sud-est della città. In centro via Sorio e via dei Colli all'altezza dell'antico forno, il cui titolare ci ha inviato queste immagini, tra le strade che si sono allagate più velocemente, insieme a Montà. Decine quindi le chiamate al centralino dei vigili del fuoco, che hanno così iniziato i sopralluoghi e gli interventi di emergenza, soprattutto per scantinati allagati e alberi caduti.